Dunque, Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Allagati di Favaro Veneto Venezia, lo ricordiamo, so che è in corso un digiuno da parte tua, ecco, ci vuoi spiegare cosa sta succedendo adesso? Sì, un saluto a tutti, sono Zabeo Fabrizio del Comitato Allagati di Favaro. Ho deciso di intraprendere questo sciopero della fame, un digiuno, per 2 giorni per sostenere e fare da staffetta a Don Albino Bizzotto, che dal 16 agosto ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare l'emergenza ambientale in Veneto. Le motivazioni sono che volevo ringraziare e dare un contributo concreto a Don Albino per ciò che sta facendo per noi, intendo tutti, ma soprattutto per i nostri figli e nipoti. Le cause dell'emergenza ambientale in Veneto, dovute anche all'assurdità delle grandi opere in Veneto. Comunque vi do lettura del comunicato stampa relativo, per essere più preciso. Sono progetti ciclopici, finanziariamente onerosi e spesso, quasi sempre, vengono realizzati a pregiudizio dell'ambiente. Un scempio ambientale che può declinarsi come consumo di suolo, perdita di biodiversità, antropizzazione del territorio che non è altro che cementificazione, aumento delle criticità ambientali, frammentazioni della rete ecologica, sperpero di denaro pubblico. Ma la protesta di Don Albino ha confini più ampi, offre dignità e legittimità alle rivendicazioni spontanee dai cittadini del nostro territorio, critica un modello di sviluppo non sostenibile, rende consapevoli di uno stile di vita dal tenore sempre più elevato e dall'impronta ecologica non commisurata alla biocapacità ambientale. Ecco perché la mia vuole essere una staffetta del digiuno con Albino Bizzotto. Ecco, noi sappiamo che lo hai anche incontrato recentemente, nei giorni scorsi, Sì, insieme anche all'ingegnere Alessandro Pattero, ecco lo ricordiamo, e vi ha rilasciato alcune sue dichiarazioni. Se ce le puoi far sentire a noi, al pubblico. senz'altro, ecco, così abbiamo il video che abbiamo girato noi stessi e sentiamo. È vero. Sì, sì. E quello che è impressionante però è che la nostra cultura riguardo alla terra non prende sul serio i dati oggettivi che ci sono. Il fatto che il 20 agosto la terra ha finito il suo anno nei confronti dell'umanità, perché l'oltre dovremo indebitarci per averlo. Ecco, il fatto che questo non venga preso sul serio, siccome è il problema di tutti, così è il problema di nessuno, e invece bisogna cominciare. E poi l'atteggiamento diverso della terra deve partire dai contadini fino al Presidente della Repubblica. Questo atteggiamento ancora manca anche nei cristiani, perché la creazione ha a che fare con Dio, ma noi per la terra siamo disposti a fare una proprietà privata assoluta e disporre come vogliamo e trattarla come vogliamo. E io ho chiesto a qualcuno, ma se ti dicessero che tua madre sta proprio male, cosa faresti? Io partirei da una forma molto semplice, molto umana, di tentare di far passare anche i concetti, perché è ateismo pratico quello che abbiamo nei confronti della terra. Tu riconosci un Dio astratto per te, ma non riconosci il Dio reale che ha creato la terra con tutti gli elementi della vita, è il Dio della vita, è il Dio dell'amore che genera la vita. Se uno non va a fondo di queste cose qua, Grazie. e quindi anche per le comunità cristiane non basta più fare dichiarazioni di principio le più belle, le più sacrosante, bisogna avere la concretezza della terra nell'affrontare. Mettersi in gioco. Nell'affrontare la concretezza. Esatto. La terra non va in una stazione. Esatto. Grazie Don Albino. Ecco, era Don Albino all'11° giorno di sciopero della fame per l'ambiente, per far sì che si ritorni un attimo a capire quali sono le priorità e anche in ogni caso a capire perché queste grandi opere in Veneto, veramente a cosa servono e a chi servono. Ecco.
noi ritorniamo con le parole di Don Albino che abbiamo appena sentito. Era all'11° giorno di sciopero della fame. Ecco, grazie Don Albino, grazie per ciò che stiamo facendo. Un percorso che è iniziato con Don Albino e che proseguirà con varie staffette. Io ho iniziato oggi e domani sarà il secondo giorno di digiuno e così si affiancheranno molti altri e molti altri lo hanno già fatto. Ecco. Grazie a Don Albino e grazie anche da parte dei nostri figli e nostri nipoti. Naturalmente sarà vicina a voi anche la nostra emittente Pianeta Oggi TV, appunto sensibile, come tu sai benissimo, di fronte a queste problematiche non indifferenti. Grazie a Fabrizio Zabeo, buon lavoro. Grazie a voi che ci sostenete da sempre, grazie mille.